Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più Onlus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei parlarvi non di un pittore come ho fatto nelle scorse volte, ma soprattutto di uno scultore, Antonio Canova, nato nella metà del 1700. Ma iniziamo subito. Antonio Canova nasce vicino a Treviso il 1° novembre del 1757. Come molti grandi artisti, in realtà non ebbe un'infanzia felice. Rimase infatti precocemente orfano di padre e la madre decise di risposarsi e di andare a vivere in un paese distante. Quindi affida il piccolo Antonio alle cure del nonno paterno, che si chiamava Pasino. Era un abile scalpellino e capomastro e proprio il nonno gli insegnerà i primi rudimenti del mestiere. Fin da subito, infatti, Antonio dimostrò una propensione eccezionale per la scultura e all'età di 11 anni, quindi nel 1768, venne mandato a condurre il primo apprendistato a Venezia. A Venezia frequenterà un'accademia d'arte e realizzerà le sue prime opere di scultura che gli daranno una certa notorietà nell'ambiente culturale locale. Però è molto giovane, ha bisogno ancora di formarsi. Si trasferisce a 22 anni a Roma e nella Città Eterna realizzerà quelle che sono le opere più conosciute, più importanti, che conosciamo ancora oggi. Qui a Roma studia scultura antica e in particolare fa un viaggio nel 1780 a Pompei, viene a contatto con artisti e intellettuali che teorizzano in quell'epoca un ritorno alla scultura classica. Si parla a tal proposito di neoclassicismo. Questo perché è una volontà di ritornare alle forme della scultura che esaltino la linea, l'armonia delle forme, il candore, la bianchezza delle statue, e i soggetti rappresentati non potranno che ispirarsi proprio al mondo greco-latino. La volontà era quella di rielaborare nella fine del Settecento la tradizione del passato, che proprio in quegli anni veniva giudicata un canone di perfezione a cui tendere. Il nostro Antonio quindi inizia a scolpire delle opere che sono apprezzate e richieste non soltanto da grandi case regnanti dell'intera Europa, ma addirittura dal Papa. Lui scolpisce tutta una serie di statue funebri che venivano utilizzate per la scomparsa dei papi e che ancora oggi si trovano a Roma, ma anche per esempio la regina d'Austria gli commissiona delle opere. Quando arriva Napoleone nel 1804, Canova diventerà peraltro anche l'artista ufficiale dell'imperatore e lui rappresenta Napoleone in diverse opere. Napoleone era un uomo abbastanza vanitoso, quindi anche se i racconti storici ci dicono che era abbastanza piccolino, non proprio bellissimo, noi abbiamo questi esempi di opere d'arte in cui Napoleone viene rappresentato come un eroe molto bello, addirittura alto, quindi c'è anche questo aspetto non propriamente aderente alla realtà, ma di esaltazione della figura di Napoleone. Perché? Il perché è ovvio, gli eroi sono tutti giovani e belli. Venendo ora all'opera che ho deciso di presentarvi, ossia Amore e Psiche, dobbiamo in primo luogo dire che questa è stata terminata nel 1793, dopo 5 anni dal suo inizio, quindi dal momento in cui Canova ha con lo scalpello iniziato a lavorare il marmo. Che cosa rappresenta? Rappresenta una storia greca, o meglio un mito greco, che però è stato reso celebre da uno scrittore latino chiamato Lucio Apuleio, con un libro chiamato Le Metamorfosi, e in particolare riguarda una fanciulla chiamata Psiche, che era molto bella, talmente bella da suscitare l'invidia di Afrodite, la dea greca dell'amore, che ordina al proprio figlio, Eros, Amore, di farla innamorare dell'essere più vile e disgustoso che ci fosse nell'antichità. Però nemmeno il dio Alato, che noi vediamo rappresentato come un giovanotto, resiste al fascino di Psiche, di questa fanciulla. E così, invece di darla in sposa a un terribile drago, Eros l'attira verso uno splendido palazzo dove i due si incontrano al buio e in un incanto si innamorano. Però Eros pone una condizione: al buio
lui sarà sempre presente con lei, ma lei non dovrà mai indagare sull'identità del marito. Però la curiosità un giorno prende il sopravvento. Psiche accende una lucerna e scopre, tremante, che Amore dorme al suo fianco, ma una goccia d'olio bollente finisce sulla spalla di lui che fugge adirato. Quindi Afrodite, che ha osservato la scena, viene a conoscenza del fatto che il proprio figlio l'aveva ingannata e la sua furia si scatena. Però Psiche ancora al favore degli altri dei. Viene sottoposta a diverse ardue prove, Psiche le supera tutte, fino a compiere però un gesto avventato. Apre infatti un vaso contenente la bellezza che nell'oscurità degli inferi la dea degli inferi Persefone le aveva dato da consegnare ad Afrodite. Quindi Psiche cade addormentata in un sonno profondo. A risvegliarla sarà Eros con un bacio e da quel momento in poi la coppia vivrà nell'Olimpo e addirittura nascerà una figlia. E proprio il momento in cui Afrodite viene risvegliata da Eros è quello prescelto da Canova nella propria scultura di marmo bianco. Si vede benissimo, infatti, come una figura maschile molto giovane, la rappresentazione dell'amore con le ali si china sulla fanciulla e la risveglia con un bacio. È il momento esattamente successivo in cui Psiche viene risvegliata e noi lo possiamo notare perché è sicuramente una rappresentazione molto dinamica, non statica, c'è proprio l'idea di movimento di quello che è successo un attimo prima, ossia Amore che solleva la fanciulla, e quello che succederà un attimo dopo, ossia Psiche che si alzerà. Ma quello che Canova rappresenta è proprio quando Eros, Amore, dà il bacio e Psiche si risveglia, allunga le braccia e in questo gesto molto commovente l'attenzione di Canova si esaurisce. Spero che questo video vi sia piaciuto e al prossimo episodio.